Buongiorno ai nostri ascoltatori. La conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre una donna a interrompere la sua gravidanza. Il tema di cui parliamo è Sola non più. E lo faremo con la presidente del CAV di Trieste, la signora Maria Tudek. Buongiorno. Buongiorno. E la vicepresidente, la signora Flavia Brandolisio. Buongiorno. E signora Maria, ci dica perché questo titolo, Sola non più? Diciamo che questo è un po' l'obiettivo che ci poniamo nell'operare al Centro di Aiuto alla Vita. Sola ci si riferisce alla donna che si trova ad affrontare una gravidanza che ho giunta in un momento non previsto, non cercato, come del resto sarebbe l'auspicio di oggi, perché effettivamente un bambino è bello pensare che sia desiderato, voluto da papà e mamma. Ancora adesso non sempre succede così, talvolta perché ci sono dei rapporti un po' sbadati, un po' occasionali, talvolta perché magari si punta su una relazione che poi in realtà non è così solida come si pensava, e quindi può succedere, e succede effettivamente, che la donna alla fine si accorga di questa gravidanza e si senta sola, perché prima di tutto non ha vicino il compagno che è il padre del bambino che lei è in grembo. E mi può sembrare strano che io parli di bambino, ma in realtà, se noi sappiamo, e la scienza ce lo dice, dal momento del concepimento c'è questo nuovo essere che porta, non è né mamma né papà, perché ha un DNA assolutamente diverso, e che comunque è già programmato completamente per diventare il bambino che nascerà, l'adulto che diventerà, il vecchio che concluderà la sua vita. Quindi la scienza ti dice chiaramente che c'è un unicum dal momento del concepimento, ed è proprio con questa consapevolezza che noi cerchiamo di accogliere la donna che, se si rivolge a noi, è in una situazione di conflitto. E di conflitto anche si può capire perché tutto il suo organismo, nel momento in cui il concepimento avviene, si proietta per accogliere quel bambino. C'è tutta una fase ormonale fortissima che incide sul suo fisico e sulla sua psiche, e quindi se le circostanze che la circondano tendono a farla scegliere diversamente e quindi rifiutare questa vita, è chiaro che c'è un conflitto. E allora il nostro obiettivo è che questa donna non viva da sola questo conflitto, ma che si trovi a poter parlare con qualcuno e poter quindi far chiarezza in sé. Questo è il nostro obiettivo, non certo quello di dire cosa deve fare, perché ognuno è evidentemente responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte, ma di non lasciarla sola. Certo, e signora Flavia, vuol dirci, voi volontari, come operate concretamente anche per fronteggiare queste situazioni che non sono facili, ma aiutino le donne? Ma noi accogliamo le donne che arrivano da noi, o dietro una telefonata o su segnalazione dei servizi sociali o dei consultori, o anche arrivano da noi dopo aver visto il nostro sito, la nostra pagina Facebook, ci chiamano, noi fissiamo un appuntamento e così facciamo un primo colloquio per capire com'è la situazione e come e cosa possiamo fare per aiutare queste persone. E vuole raccontarci magari di qualche situazione nella quale di cui ha saputo o è venuta direttamente in contatto? Certamente, proprio di recente c'era la giornata per la vita e noi in quella giornata segnaliamo sempre una storia un po' particolare che ci è capitata. È venuta da noi una studentessa universitaria che non era di Trieste e che non era riuscita a ottenere i crediti per la borsa di studio, e così si trovava incinta
senza casa e con gli studi incerti da portare avanti. È venuta da noi, la nostra volontaria l'ha accolta e l'ha subito messa in contatto con i servizi sociali. E così noi abbiamo attivato i nostri soliti aiuti e così noi abbiamo promosso il progetto Gemma, che è un'adozione a distanza e anche un aiuto economico per 18 mesi di 200 euro. E i servizi sociali si sono presi cura del bambino quando è nato e della mamma. Così la ragazza ha potuto terminare gli studi e il giorno prima della laurea ha telefonato alla nostra volontaria chiedendole di venire a assistere all'esame di laurea. Questa storia mi piace molto, perché tante volte ci dicono: voi li fate nascere, ma poi... E questo è un poi, con l'aiuto di tanti si può. Certo, che manifesta anche comunque un legame che si era instaurato proprio con chi l'aveva aiutata. È così? Sì. E signora Maria, vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo che stiamo dicendo? Sì, mi piace sottolineare alcune cose che sono state dette dalla nostra vicepresidente, cioè il fatto che da parte nostra c'è inizialmente questa fase di grande ascolto, perché molto spesso le volontarie, soprattutto all'inizio, dicono: ma cosa devo dire? No? E viene spontaneo pensare questo. In realtà bisogna prima di tutto accogliere la persona che si è di fronte con il suo vissuto e stabilire con questo un rapporto di empatia che le permetta di aprirsi e di trovare nell'altro un vero sostegno, che poi appunto, come si vede, dura nel tempo, insomma, anche quando i bisogni per fortuna sono risolti, ecco. E poi mi piace anche sottolineare l'altro aspetto, che è quello del lavorare insieme con i servizi, cioè noi non possiamo immaginare di essere i risolutori di tutti i problemi, insomma abbiamo qualche risorsa grazie soprattutto ai privati che ci sostengono sia con aiuti diretti, con bonifici che fanno anche di un certo importo che talvolta veramente ci lascia senza parole, insomma, però anche con questo progetto Gemma di cui accennava la Flavia, che appunto è basato su elargizioni fatte da privati, no? Quindi da un'altra parte d'Italia qualcuno offre e in un altro posto qualcuno ne beneficia, no? Però naturalmente questo è un po' qualcosa, un segno di vicinanza, ma è evidente che poi serve mettere in contatto con tutti i servizi e poter avere tutto quello che comunque esiste anche a sostegno di una donna che aspetta un bambino. E qualora avessero bisogno le persone, come possono avvicinarsi al centro? Ecco, qualcosa è già stato detto. Sì. Abbiamo una sede che è in Salita di Gretta 4, e poi siamo presenti in questa sede tutte le mattine, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Poi siamo presenti anche a Melara il lunedì mattina, è il suo appuntamento, quindi anche in una zona molto decentrata, e a Chiamata anche al Burlo. E poi diciamo che ci sono le strade che adesso usano molto, c'è il telefono che naturalmente è sempre disponibile, 040 39 66 44, sempre disponibile grazie a una volontaria che lo tiene quando il centro è chiuso. E poi c'è il sito, c'è il Facebook, c'è la possibilità di mandare una mail, quindi credo che siamo del tutto raggiungibili e vi invitiamo a venire anche a trovarci se volete vedere dove siamo e soprattutto a segnalarlo a chi può averne bisogno. Grazie ai nostri ascoltatori, a risentirci a presto.